Francesco, buongiorno. Buongiorno. Allora, tu sei un giovane pastore siciliano. Sì, Quanti anni hai? 23. Da quanti anni svolgi questo mestiere? Da fin quando ero piccolo, effettivo però da 1 anno e mezzo. Quindi hai iniziato da piccolo. Da fin quando ero bambino andare appresso con mio zio, ora come mi sono diplomato ho preso in mano le redini, l'attività di famiglia. Quindi hai un diploma e hai deciso poi di portare avanti l'attività di famiglia, Sì. di fare il pastore. Sì. Ma perché questa scelta? La passione, invogliati dalla passione, ci sono cresciuto in mezzo alla natura, in mezzo agli animali e quello che mi piace fare lo faccio con passione. Il lavoro molto sacrificato, però c'è la passione, c'è tutto. Ecco, parlaci del tuo lavoro, cosa fai nello specifico, quali sono le tue mansioni? Io allevo vacche e capre a duplice attitudine, quindi sia per la produzione di latte che la produzione di formaggio. Tutto l'anno gli animali stanno al pascolo perché alleviamo allo stato brado, gli animali allo stato brado, li andiamo soltanto nel periodo invernale quando c'è scarsità di cibo. Gli animali stanno bene, sono in aperta campagna, benessere animale, tutto quello che vogliamo. Vediamo, lì ci sono le mucche, ci sono le capre, Sì. tra poco arriveranno anche le pecore. Bisogna stare con loro tutta la giornata. Sempre, tutta la giornata, tutte le ore, tutti i giorni, non ci sono feste, non ci sono domeniche, sempre con loro. E poi c'è il momento della mungitura. Sì, la mungitura, la mattina e la sera, 2 volte al giorno. Quindi 2 volte al giorno abbiamo il momento della mungitura, quindi un impegno abbastanza gravoso tutta la giornata. Tutta la giornata, gli animali richiedono cura tutta la giornata. Però regalano tante soddisfazioni. Sì, anche. Quindi nel tuo futuro vedi questo lavoro, sempre il lavoro del pastore? Sì, almeno è questa l'idea. Vogliamo andare avanti, vogliamo continuare con queste tradizioni. È questo quello che è. Che diploma hai preso? Diploma di agrario. Quindi già avevi le idee ben chiare, volevi restare nel mondo agricolo Sì, della volevo nostra restare qua nel Sicilia. territorio, quindi ho preso il diploma e poi subito mi sono messo qua all'opera. Quindi tu hai scelto di restare in Sicilia, di vivere nella tua terra. Lì c'è Geraci Siculo, un bellissimo borgo delle Madonie. Questa è la tua terra e tu non la vuoi lasciare. No, assolutamente no. Parlaci anche il momento della colazione del pastore, del pranzo, come avviene? Allora, la colazione avviene dopo, durante la mattinata, quando già si comincia a trasformare, a casificare, uno fa un assaggino di quello che c'è, poi il pranzo dipende dalle giornate, c'è quando si può mangiare, c'è quando anche non si può mangiare. Quindi tutti i Vado giorni al c'è la ricotta anche, Sì, la tuma, la ricotta. quindi ogni magari mattina. la colazione tipo è quella della ricotta fresca con il pane, La zebbina. la zebbì. La zebbina. Il pane il raffermo con la ricotta e siero e si mangia. Basta poco per essere felici, vero? La voglia. Grazie Francesco, allora un saluto a a voi. tutti gli amici di Bella Sicilia e Grazie, Onda TV, complimenti. fateci sapere da dove ci avete seguito, noi siamo qui in questa bellissima location nelle Madonie, Geraci Siculo, uno dei comuni del circuito turistico Bella Sicilia.